Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Dopo il gol di Zemairi allo scadere, iniziamo le corse di oggi. Cominciamo con una condizionata per cavalli anziani: 1 Urtraledi Grad Roberto Gradi, 2 Vida Francis Antonio Greppi, 3 una Bomber Cup Maurizio Visco, 4 Verdus MDM Antonio Di Nardo, 5 Vittoria Marca Adrian Gioni, 6 Victory Ru 3B Roberto Vecchione, 7 Upper Trio Marco Stefani, 8 Velvet Lux Maurizio Cheli. Andiamo leggermente a discosto dall'ala Victory Ru 3B. Stacco della macchina. Molto veloce Vittoria Mark con Adrian Gioni, prende il comando su Ultra Lady Grad, poi Vida Francis che contiene Verdus MDM, poi Upper Trio in terza posizione lungo la corda, attacca ora Vida Francis, va su Vittoria Mark e passa dopo 200 metri passati in 15,2. All'esterno Verdus MDM, Ultra Lady Grad, terza la corda davanti a Upper Trio, va dritto Antonio Di Nardo con Verdusso, vediamo se Antonio Greppi lascerà passare il favorito, così è. E quindi dopo 400 metri in 31 Verdusso è il terzo battistrada della corsa davanti a Vida Francis, Vittoria Mark, poi Ultra Lady Grad, Upper Trio, tutti in fila indiana. Arriviamo ai 600 passati dal figlio di Ideale Luis in 45,5. Nessuno muove all'esterno, passaggio davanti alle tribune, tutti in fila indiana. Dietro Verdus MDM, molto ardente come sempre, sempre Vida Francis lì seconda davanti a Vittoria Mark, accenna a spostare all'esterno Upper Trio. Intanto il giro va via in 1 minuto e 5 decimi, ritmo costante sul piede dell'1,15 da parte dell'allievo di Antonio Di Nardo, con sempre Vida Francis in seconda posizione davanti a Vittoria Mark, chilometro in 1,15,6, avanza ora Upper Trio in maniera più decisa ma il ritmo sollecito impedisce a Upper Trio di arrivare vicinissimo alla testa, che però comunque ci sta provando Marco Stefani. 14,6 la retta di ritmo micidiale da parte di Verdus, ancora tonico Vida Francis nella sua scia, poi Vittoria Mark, ci prova Upper Trio, faticano anche dalle retrovie Victory 3B addirittura in quarta ruota, ultima curva passata in 15 secco, Verduzzo si presenta in vantaggio davanti al numero 2 di Vida Francis, poi Upper Trio, ultimi metri, ma Verduzzo viene a vincere facilmente, ancora in piena spinta davanti a Vida Francis, Upper Trio e poi quarto Victory Ru 3B. 1,14,6 la media al chilometro per Verduzzo MDM. Training di Andrea Bertolin, il figlio di Ideale Luis, sta favorito, 1,46 la quota. I colori del signor Alessandro Bortoamelazzi. Rivediamo la retta d'arrivo passata in piena spinta da Verdusso MDM, vincitore alla prima all'Arcoveggio di oggi.